La stagione invernale è stata pessima e la Regione del Veneto ha risposto con abilità attraverso anche un emendamento fatto da diversi consiglieri di cui io sono stato il promotore di dare ossigeno alle strutture alberghiere e anche agli impianti di risalita per poter superare questo momento di grave crisi derivato da una stagione invernale che, come ha detto lei, è stata pessima e non ha portato dei grandi riscontri dal punto di vista finanziario e neanche dal punto di vista dei passaggi. Ecco quindi che si è creata all'interno del fondo per il turismo una riserva del 30% di questo fondo e per 6 mesi c'è la priorità assoluta per le imprese di montagna, quindi parlo di Asiago, ma posso parlare anche della montagna bellunese o della montagna dove ci sono gli impianti di risalita. Ha una priorità per 6 mesi per presentare domande ed avere una boccata d'ossigeno. Una boccata d'ossigeno significa un prestito per 7 anni